Un giovane, Giovanni Toso, 27 anni, di Cittadella, in provincia di Padova, è morto in un incidente avvenuto domenica mattina intorno alle 3:20 lungo la strada tra Aquileia e Grado. Era a bordo di un'automobile quando il veicolo è uscito di strada andando a sbattere contro un platano in un rettilineo. A causa della violenza dell'urto, Toso è morto all'istante. Il compagno di viaggio, Luca Bianco, di San Donà di Piave, è rimasto imprigionato nell'abitacolo ed è stato condotto all'ospedale di Udine. La Procura di Trieste ha aperto un fascicolo per omicidio dopo che l'autopsia ha accertato che la morte di un anziano sacerdote, Monsignor Giuseppe Rocco, di 92 anni, avvenuta il 25 aprile scorso alla Casa del Clero, è stata causata da un'azione meccanica, strangolamento o soffocamento. I funerali del prete si erano tenuti il 17 maggio per far svolgere l'esame. Il corpo di Rocco, vestito come se stesse per uscire, fu rinvenuto ai piedi del letto dell'appartamento che il prete occupava. Restiamo a Trieste. È stata rintracciata la pistola calibro 765 con cui, nella notte tra il 22 e il 23 novembre 2003, venne ucciso nel capoluogo giuliano il tassista Bruno Girardi. Per il delitto è già stato condannato in via definitiva a 18 anni di reclusione un uomo, Fabio Buosi, attualmente in regime di semidetenzione. Secondo quanto si è appreso, un'altra persona sarebbe indagata per l'omicidio, ma sono ancora in corso accertamenti su vari spunti investigativi, con l'assoluto riservo da parte degli inquirenti. Un natante in avaria al motore, con a bordo 6 persone, tra le quali un bimbo, è stato soccorso ieri pomeriggio dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone al largo di Lignano. Ricevuta una richiesta di soccorso al numero blu 1530, la sala operativa ha avviato le operazioni di ricerca e soccorso con una motonave, ha raggiunto il natante e ha preso a bordo gli occupanti, ne ha assicurato l'ormeggio. Le 6 persone sono state tutte sbarcate a terra in buono stato di salute. Cosa fare in presenza di animali selvatici feriti? In caso di un animale ferito sulla strada o a bordo strada oppure avvistato, bisogna chiamare il numero verde 800 961 969. Qualora a questo numero non rispondesse nessuno, è necessario chiamare o il 118 o il 113, i quali contatteranno il veterinario di reperibilità per quanto riguarda l'azienda sanitaria, e di solito c'è un intervento congiunto delle forze dell'ordine e del veterinario dell'azienda sanitaria, in quanto è necessario stabilire lo stato di salute dell'animale, capire se è trasportabile e se è in una situazione compatibile per poter essere curato in un centro convenzionato di recupero animali selvatici, oppure se non c'è assolutamente nulla da fare, per cui non si può lasciarlo lì a soffrire. È sconsigliabile prestare soccorso? Bisogna stare molto attenti nel prestare soccorso ad animali feriti, perché possono avere delle reazioni inconsulte e possono anche diventare pericolosi. Se noi pensiamo ad un cinghiale ferito, non è facilmente avvicinabile ed è ovvio che chi non è avvezzo a questo tipo di contatti può correre dei grossi rischi, quindi è assolutamente sconsigliabile avvicinarsi. Si avvertano le forze dell'ordine e provvederanno loro poi a comportarsi e a fare tutto ciò che è necessario fare. Chi si occupa della somministrazione dell'anestetico? Lo stesso veterinario o un cacciatore? Assolutamente un veterinario, in quanto l'uso del farmaco è consentito solamente al veterinario, quindi nel caso ci fosse necessario intervenire con un fucile che spari anestetico, questo fucile può essere anche utilizzato da personale con porto d'armi, però la sostanza anestetica sedativa deve essere assolutamente preparata e può essere detenuta solamente dal veterinario. Tutto pronto a Rivignano per Guarda che Stella, la kermesse enogastronomica e turistica del Ferragosto, in programma da martedì 12 a venerdì 15 agosto nel cuore dello Stella, l'Agorà, la piazza della città friulana, come ci spiega il presidente della locale Proloco, Ferruccio Zoccolan. Siamo pronti
Ormai la macchina organizzativa è partita, con domani sono su tutti gli stand dei vari ristoranti per la Prolotta ed è tutto pronto, insomma. Ecco. Senta, che novità ci sono in questa edizione? Ma diciamo che le novità un po' si ripetono in pratica, no? Perché diciamo che la nostra peculiarità è la ristorazione in pratica, no? È tutto puntato, diciamo, sui ristoranti, che anzi, se mi permetti, io vorrei anche elencarteli, perché così almeno la gente sa che ristoranti, se viene al ristorante, che ristoranti trova, insomma, se viene a Rivignano. Avremo il ristorante al Ferrarut, che è rinomato, un grandissimo ristorante della nostra zona. Abbiamo il ristorante al Morarat, abbiamo il ristorante il Gaucho Argentino, abbiamo il Principato di Aris, abbiamo il San Marco Vin Bar, che è di Villa Lassa, adesso siamo tutto un comune, perciò fa parte sempre della nostra comunità, e il ristorante La Tarabana. Questi 6 ristoranti avranno tutti avranno, diciamo, tre portate, in pratica sono due salate e un dolce, e non ci sarà mai un doppione, cioè ogni ristorante ha le sue ricette e il suo menù diverso. In pratica uno con 6 ristoranti si trova un'infinità di scelta, perciò non può andare via senza aver cenato, insomma. Senti, quello che conta è tutto a chilometro zero. Tutto a chilometro zero, perché i ristoranti cercano di fare tutta roba, diciamo, locale, con ricette nostre, locali della zona, nel più possibile, insomma, ecco, quello sì. Ecco, anche i vini sono un po' nostri, della nostra zona, e abbiamo un po' di vini dal Collio, perché sono i migliori? Diciamo, sono buoni anche i nostri, dai, diciamo, sono buoni anche quelli della nostra zona, dai. Non diciamo che siamo sempre migliori solo quelli del Collio, sono buoni tutti, dai, sono buoni anche i nostri. Senti, poi che novità ci saranno ancora? Abbiamo... invitare la gente, insomma, a partecipare. Allora, guarda, ogni sera abbiamo della musica diversa, te li posso elencare. Abbiamo l'apertura, martedì apriamo con Nicky Patati, DJ Romeo e Baluner Chiarniel, che è un duo molto conosciuto, tanto sono anche miei amici. Dunque... Ecco, vedi, molto conosciuto, perciò si passerà un'ora allegra col Baluner Chiarniel, con le sue barzellette, le sue risate. Poi martedì abbiamo una bellissima orchestra che è la Lucky Band, no? Anche questa è un'orchestra molto, molto rinomata. Poi giovedì 14 abbiamo Cross Tapalut. Ecco, tu forse li conoscerai, anche questo qua è un quartetto molto forte, molto bravo. Mentre il 15 chiudiamo con i Nicola Straballo Band, è un gruppo di giovani fortissimi, molto, dico la verità, molto bravi. Li abbiamo avuti anche l'anno scorso, li abbiamo riconfermati proprio per la loro bravura. Senti, resta che dire, insomma, partecipazione numerosa da parte di tutti. Io spero che ci sia tanta gente, il menù è allettante, il prezzo è ancora più allettante, perché con 5 euro puoi mangiare, puoi bere del buon vino, abbiamo un'ottima birra, quest'anno abbiamo anche una birra naturale fatta qui nella nostra zona. Io penso che Ferragosto sono 2 giorni di ferie, se il cielo ci aiuta, che non ci mandi giù acquazzoni, che ce n'è stata abbastanza fino adesso, certo. Io spero di sì. Senti, qual è lo slogan della manifestazione di quest'anno? Lo slogan della manifestazione quest'anno non è che noi abbiamo uno slogan vero e proprio, mangiare bene e mangiare sano, questo è il nostro slogan. Allora possiamo dire mangiare bene, mangiare sano, venite a Rivignano. Venite a Rivignano, ecco, vedi che l'abbiamo fatto in diretta. L'abbiamo fatto in diretta il nostro slogan. Bene, ok, allora ricordiamo le date: 12, 13, 14 e 15 agosto. E 15 agosto. Chilometro zero assicurato. Chilometri zero assicurato, vi aspetto tutti a braccia aperte a Rivignano.
Si è conclusa, secondo le aspettative, la Sagra di Sella 2014. Una sagra tutta particolare, ubicata all'interno dell'antico borgo, a cavallo tra Rivignano e Latisana, nel cuore della Bassa Friulana. 2 fine settimana ricchi di musica, divertimento e mangiare bene, dove il pesce ha fatto la sua parte. Proprio il pesce è stato il protagonista in assoluto tra le richieste dei commensali. Nemmeno il tempo di chiudere il sipario che il Buie e compagni sono già al lavoro per l'edizione 2015, sempre con tante novità e sorprese. Intanto... L'Udinese di Andrea Stramaccioni è stata sconfitta sabato pomeriggio per 2-0 in una gara amichevole disputata contro il Sunderland, squadra della Premier League inglese. Dopo il primo tempo a reti inviolate, il Sunderland è passato in vantaggio al 55esimo con la rete del difensore Vergini e ha raddoppiato al 57esimo con un rigore trasformato da Wickham. Nel finale Muriel ha avuto un pallone per accorciare le distanze, ma ha calciato al lato. Previsioni del tempo per martedì 12 agosto. Sui monti nuvolosità variabile con probabili rovesce e temporali sparsi alternati a fasi di tempo migliore. Su pianura e costa cielo da poco nuvoloso a variabile con caldo afoso di pomeriggio e vento da sud debole o moderato. Sarà possibile qualche temporale, più probabile verso sera sulla pianura. Non si esclude che qualche isolato temporale possa essere forte. Il nostro gruppo mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione, un'occasione da non perdere. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. L'informazione per oggi su Canal Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto, alla prossima.